Per Pisa Benevento, Sara Meini. In cerca della vittoria per restare sulla scia del Frosinone e giocare i play-off. Il Benevento affronta qua all'Arena Garibaldi il Pisa già retrocesso, ma la squadra di Baroni deve fare i conti con gli uomini di Gattuso che non regaleranno nulla, anche perché sarà l'ultima volta che il tecnico guiderà i nerazzurri dalla panchina e vuole salutare al meglio i tifosi che lo hanno sostenuto in questi due difficili anni. Quindi guardiamo subito le formazioni ufficiali: 4-3-3 per il Pisa con Cardelli in porta, Golubovic, Del Fabbro, Milanovic e Longhi in difesa. A centrocampo Verna, Di Tacchio e Zammarini. Il tridente offensivo è formato da Varela, Manai e Mannini. Risponde il Benevento di Baroni: 4-2-3-1 il modulo. Cragno in porta, in difesa Gianfi, Camporese, Lucioni e Lopez. I due sulla linea mediana saranno Cibsa e Viola. I trequartisti Eramo, Puskas e Pajaz, e Ceravolo sarà l'unica punta. Arbitro Minelli di Varese. Le squadre sono già entrate sul terreno di gioco. Studio. E siamo al 10° minuto anche all'Arena Garibaldi, sempre 0-0 tra Pisa e Benevento. Benevento che però sta aumentando il pressing ed aumenta anche alza anche il baricentro. Infatti poco fa, nel momento in cui non eravamo collegati, all'8° minuto ha colpito una traversa con un colpo di testa di Camporese sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Viola. In questo momento la palla è sul centrocampo, il Benevento si incaricherà della battuta di un fallo laterale però battuto all'indietro verso la difesa, e dunque quando siamo arrivati all'11° il parziale è sempre fermo sullo 0-0 e la linea va a Brescia. È il 17° anche all'Arena Garibaldi, sempre 0-0 tra Pisa e Benevento. Poco fa un bellissimo striscione della curva nord per il tecnico dei nerazzurri Gennaro Gattuso. Un saluto: Gennaro Gattuso in un calcio leale e corrotto, uno dei pochi uomini veri. Ma seguiamo questa azione del Benevento: il tiro di Pajaz all'interno dell'area di rigore di sinistro, la palla però che è finita alta. Continua a giocare meglio il Benevento, è attiva, veloce e vivace la squadra di Baroni. Non resta però a guardare il Pisa, che poco fa ha avuto la prima vera opportunità con Di Tacchio, che ha provato un tiro al volo dal limite dell'area, la palla però che è finita molto alta. Siamo arrivati al 18°, il parziale è fermo sullo 0-0 tra Pisa e Benevento, la linea va a Brescia. Prendiamo la linea da Pisa, dove siamo al 43°, è fermo il parziale sullo 0-0 tra Pisa e Benevento, ma torna a pungere la formazione di Marco Baroni. Lo ha fatto in due occasioni nel momento in cui non eravamo collegati. Al 41°, dopo un bello scambio in velocità tra Ceravolo e Puskas, il rumeno è arrivato al tiro e soltanto un colpo di testa casuale del difensore Longhi ha salvato il portiere del Pisa, che quest'oggi è Cardelli, ricordiamolo, è ancora infortunato infatti Uicani. Un minuto dopo ancora un tiro sempre del rumeno Puskas, uno dei più attivi del Benevento. La palla però questa volta è finita alta. In questo momento la palla è fuori, si incaricherà della battuta di un fallo laterale il Benevento. Siamo circa all'altezza del centrocampo, ma noi siamo arrivati al 44°, sempre 0-0 tra Pisa e Benevento, e la linea va a Brescia. Brescia 2, Trapani 0, la linea a Chiavari. Interrompo invece da Pisa, perché è passato in vantaggio il Benevento con Puskas, e quindi quando siamo passati 5 minuti dall'inizio della ripresa cambia il parziale all'Arena Garibaldi: Pisa 0, Benevento 1. A te. Grazie Sara. Linea Pisa, Sara Meini. Siamo al 10° minuto all'Arena Garibaldi, Pisa 0, Benevento 1. Proprio nel momento in cui stava giocando meglio la formazione di Gattuso è passato in vantaggio il Benevento che sta battendo un calcio d'angolo con il solito Viola, è sventato più in alto di tutti Camporese, ma ha recuperato la palla Cardelli. Vi dovevamo ancora il gol del Benevento, bello il cross al 5° minuto di Lopez dalla sinistra, è stato lasciato solo in area, all'interno dell'area di rigore Puskas, che si è liberato del difensore nerazzurro e ha messo alle spalle di Cardelli. Dunque è passata in vantaggio dopo pochi minuti la formazione di Baroni, e questo risultato per il Benevento era davvero necessario per continuare a sognare i playoff. Baroni, che è stato costretto nel primo minuto dalla ripresa a effettuare una sostituzione per l'infortunio del centrocampista Cibsa, e al suo posto è entrato il numero 20 Falco. In questo momento però sta attaccando il Pisa sulla corsia di destra con Golubovic. Siamo arrivati al 12°, Pisa 0, Benevento 1, Brescia. Carpi in vantaggio sul Novara per 2-0, andiamo a Pisa. Il tiro di Falco è lì il gol, il raddoppio proprio
in questo secondo del Benevento al 18° della ripresa e cambia ancora dunque il parziale. Pisa 0, Benevento 2, davvero un bellissimo gol del giocatore che era subentrato a Cibsa, Falco, di sinistro dal limite dell'area, ha posizionato la palla all'incrocio dei pali, davvero non c'era niente da fare per il portiere del Pisa, Cardelli. Benevento che si vedeva che non era sazio dopo l'1-0 realizzato da Puskas al quinto della ripresa, aveva avuto un'altra ghiotta opportunità al 15° con Eramo, ma Cardelli in quell'occasione era stato più bravo del centrocampista del Benevento. Benevento che però è riuscito a pareggiare pochissimi secondi fa e dunque quando siamo arrivati al 18° Pisa 0, Benevento 2, Brescia. E il 25° anche all'Arena Garibaldi, Pisa 0, Benevento 2, ma seguiamo la battuta del calcio d'angolo del Pisa di Mannini, salta più in alto di tutti il portiere del Benevento, Cragno, che blocca la palla in uscita. E il Pisa che però sta cercando di accorciare quantomeno il risultato, ha avuto una bella opportunità nel momento in cui non eravamo collegati al 21°, un cross dall'interno dell'area di rigore di Mannini di sinistro, ha provato a schiacciare di testa Manai ma da pochi passi si è fatto bloccare la palla da Cragno. Sta attaccando anche in questo momento la formazione di Gattuso, uno degli spettacoli più belli lo sta offrendo la curva nord, dove ci sono gli ultra del Pisa che non hanno mai smesso di incitare la formazione nerazzurra nonostante la retrocessione. Dunque quando siamo arrivati al 26°, ricordiamo il parziale: Pisa 0, Benevento 2, Brescia. 40 secondi al 90°, poi sarà al recupero Carpi 2, Novara 0, Pisa. E 40 secondi mancano anche all'Arena Garibaldi al 90° e poi aspettiamo i minuti di recupero. Pisa 0, Benevento 2, terza sostituzione effettuata anche da Gattuso, che fa entrare sul terreno di gioco Polverini, che rientra dopo un lungo infortunio ed entra al posto del numero 15, scusate, del Fabbro. Stanno cantando e incitando la loro formazione i tifosi del Benevento, i 200 tifosi del Benevento arrivati qua all'Arena Garibaldi. Loro aspettano il triplice fischio che ovviamente porterebbe alla vittoria alla formazione di Baroni, ma il Pisa sta continuando ad attaccare e ad onorare questa ultima giornata di campionato. Ha avuto due ghiotte opportunità: al 40° con un tiro ravvicinato di Manai, soltanto la deviazione di Lucioni ha salvato Cragno, e poi subito dopo dal 41° dall'interno dell'area di rigore un tiro a incrociare Di Longhi con la palla che è finita di poco fuori. In questo momento si alza il tabellone luminoso, saranno 5 i minuti di recupero, ma noi diamo la linea a Brescia al 45° e 30 secondi. Pisa 0, Benevento 2. C'è la seconda promossa, Eila Verona, è finita 0-0, linea allo studio. Ed è il terzo gol del Benevento, scusa se prendo la linea dall'Arena Garibaldi, quando mancavano 20 secondi alla fine della gara ha portato a 3 le marcature il numero 9 del Benevento, Ceravolo. A te. Ed è finita anche a Pisa, il Benevento ha battuto il Pisa per 3-0. A te.